Buongiorno fratellissimi e benvenuti in un nuovo video. Come sempre vi dico al mattino, scusate la voce, ma sono le 7 del mattino, sono in giro col Super Teo che già premeva un attimino di andare a fare i suoi bisogni in giro. Comunque partenza di questa mattina con una cascatina davanti, giusto così per fargli fare la pipì. Abbiamo dormito nell'area sosta di Bignasco perché purtroppo in Valle Maggia soste libere ce ne sono ma non tantissime. Oggi dobbiamo salire in Val Bavona perché vogliamo andare in Val Calnegia, che è sostanzialmente una piccolissima valle sopra le cascate di Foroglio, molto diciamo spettacolare, e spero, però non ne sono convinto perché vedo qua che è ancora tutto verde, di vedere un po' di foliage soprattutto in questa parte del Ticino. Se non è per questa settimana sarà forse settimana prossima, quella dopo vedremo un po' di foliage, forse andremo in Verzasca anche. Comunque benvenuti a un nuovo video, ci vediamo dopo. Anzi, adesso vi faccio vedere un po' del paesino di Bignasco che ieri sera, quando siamo arrivati, non l'abbiamo mai visitato, era veramente molto carino. Adesso vado in là un attimino, così vi faccio vedere. Guardate che spettacolo il primo sole sulle cime. E facciamoci anche un bel giro sul Ponte Romano. Ma molto interessante anche perché qui c'è la biforcazione per seguire poi le due valli. Una va verso l'Alta Maggia, verso Fusio, Mogno, dove c'è la chiesetta, che trovate il video anche su questo canale, e dall'altra parte si va in Val Bavona, dove andremo dopo. Comunque adesso vado a svegliare quella dormigliona di Larissa, facciamo preparare una bella colazioncina e poi ripartiamo, andiamo su. Quelle cose magiche in valle sono svegliarsi, mucche e cavalli. Ciao ragazzi, ciao, bellissimo. Ciao, bellissimo. Cosa ti lamenti te, rompiballe? Comunque non c'è nulla da fare. Questo parco con questa cascata è sempre molto bellissima, cavolina. Sena, ti svegli? Sì, io ho iniziato a fare colazione, a preparare la colazione. Eccolo qua, che va subito a rompergli le balle. Guardalo qui. Ti sei accorto che c'è mami anche? Coda. Fratellosissimi, parcheggio trovato fronte cascata di Foroglio. Guardate che spettacolo. Questo sì che è uno spettacolo della natura, vero socia? Siamo pronti! Siamo pronti. Adesso il giro che faremo oggi sarà prendere il percorso da qua. Risaliamo, ancora non lo so bene perché più o meno ho capito da dove si parte. Dovremo risalire tutto il muro della cascata e poi andare di là che c'è la famosissima Val Calnegia e vediamo un attimino di fotografare, fare un po' di scatti autunnali e comunque ve la facciamo vedere, e come sempre cuciniamo qualcosa nel nostro bosco, mangiamo, abbiamo già preso provviste per tutti. Oggi è una camminata ingrassata. La cosa fondamentale quando si va in montagna, Lari, è cercare il bar. E l'abbiamo già trovato, guardate le indicazioni. Sei una grande, Lari. Beccate subito, Calnegia, Laghi della Crosa, Bosco Gurin, sarebbe proprio bello andare. Prima o poi ci andiamo a fare un bel trekking anche su di là, che ancora è uno dei pochi posti dove non sono stato in Ticino, il Bosco Gurin, perché è un po' complicato salire su per quella strada. Ci siamo stati in macchina sull'altro lato, verso Cima al Motto, però non siamo mai andati fino a Bosco Gurin e ci andremo. Socia? Sì. È da un botto che non ne appendiamo neanche uno. Oggi lo mettiamo qua. Sarà perché è un orario abbastanza presto, ma fortunatamente, a parte una signora, non abbiamo ancora beccato in giro nessuno. E comunque il freddo si inizia a far sentire. Siamo scesi adesso, c'erano 3 gradi, ci scalderemo camminando, però finalmente è arrivato l'inverno, non vediamo la neve.
Noi siamo camminatori invernali, ci piace andare a cucinare, fare il fuoco, queste cose, da boscaioli. Leghiamo Teo perché non ci sono dei passaggi esposti, ma continua ad andare troppo verso il bordo e di sta testa matta non ci fidiamo. Comunque siamo già quasi arrivati in cima alla cascata, vista da qua. Cioè, volevo solo farvi vedere, visto da qua, che tipo di paesaggio c'è. Guardate che cartolina. Guardate che cartolina dalla Svizzera. Ho notato questa cosa, nonostante la cascata e nei giorni scorsi abbia piovuto veramente bene, la cascata sia bella piena, ma purtroppo il fiume è ancora vuoto. Cioè, lo conosciamo bene questo fiume, di solito è sempre bello incazzato, bello in piena. Stavamo guardando prima giù, dopo cercherò di farvelo vedere senza boscaglia. Stavamo guardando prima giù, ma è abbastanza vuoto. Bellissima questa salita. Guardate che forza. Adesso la facciamo. È una bella scalinata a strapiombo. Bellissima. Veramente, veramente bellissima. No. Passaggino importante qua. Soprattutto con questo matto. Sì. Il paesino sotto è stupendo. Paesino di Foroglio. Oh, un po' spianato. Sono finiti quei 700.000 gradini tutti ripidi. E vai. Teo. Poi super panoramico. Ragazzi, sembra un ghiacciaio in mezzo nel bosco, invece è tutta la roccia del fiume. Mamma mia che spettacolo. Ari, hai visto che panorama che si apre? Guarda te, che cornice di montagne innevate in pieno autunno ancora. Questo qui davanti è il ponte romano, non so se sia romano, quello è comunque un ponte di pietra fotografatissimo su Instagram, soprattutto nella stagione invernale. La prospettiva delle foto di Instagram viene sempre fatta da questo lato, cioè guardate che roba, non c'è, ti metti qua da principiante, foto paesaggistica incredibile. Arrivati qua su c'è un freddo bello tangibile, madonna mia, se fa freddo, si sono congelate già le orecchie, Lari, perché qua non ha battuto niente. Fiabesco non ve lo dico neanche, guardate che fiaba, guardate che acqua smeraldo con i colori autunnali, fiabesco, non c'è niente da dire. Dove vai te? Dove vai? Passaggio mucche, ecco la nostra mucca bianca che è passata. Ragazzi, qua in estate guardate che pozzo d'acqua. Il titolo sarà Calnegia dentro una fiaba autunnale. Che poi la cosa fortissima, come vi ho detto prima, è che siamo solo noi. Cioè non c'è proprio in giro nessuno, ma proprio nessuno. C'è zero, totalmente soli nel bosco, in questo bosco fiabesco, a goderci la giornata. Guardate che giardino zen, guardate che roba. Sentite la rissa che parla di terapia. Comunque finalmente siamo usciti dal bosco, molto bello, e abbiamo iniziato a prendere un po', abbiamo iniziato a trovare anche un po' di paesaggi veramente particolari. Anche qui cascatina che viene giù, tutte le pareti bagnate, e finalmente siamo circondati da quelle che sono le montagne innevate. Un po' secca del fiume, ma non ci preoccupa. E che te lo dica a fare, altre piane meravigliose. Comunque sfortunatamente, fratelli, di qua tutto il fiume è in secca. Non so, non essendoci mai salito, non so se è così da diverso tempo, però essendoci il ponte e tutto quanto, mi sembra veramente strana come cosa. Comunque il percorso si chiamano Valle Maggia Pietraviva, percorso della transumanza, e indica tutti i paesini, punti da dove eravamo prima, Foroglio, Gerra, e di qua dove andiamo noi, verso Calnegia e Gradisk. Guarda che è tutto ghiacciato già. È ancora freddo, sì. Percorso ghiacciato. Sì. La mia domanda è sempre questa: rocce sì meravigliose, ma quello che viene a costruire la casa qua, ma come fai, zio? Ma come fa? Non come fa a viverci, come fa a costruirla qua? Cioè, fa rapportare... È un guru
questo coso. Ma si farà portare Auguro, si dice. i pezzi con l'elicottero secondo te? No, prendi qua. Prendere le pietre qua e costruisci a secco. Oggi è una cascata unica. Di qui, un'altra meravigliosa di lì e anche un'altra qui. Guardala lì la zia. Beh, comunque per farvi capire anche quelle montagne davanti, finalmente di nuovo nel bosco ancora, sali, scendi un po' di robe e si riapre un attimino sui paesaggi qui intorno. Speriamo di essere arrivati qua a Calnegia, perché alla fine sostanzialmente io non so neanche se ci siano delle baite o sia solo una zona o ci sia qualcosa di particolare da vedere. Ho scaricato anche la mappa digitale, ma ho lasciato tutto sul furgone, anche la mappa. Ho detto ma sì, partiamo a fare una bella camminata, una bella mangiata, poi dopo ti viene la scimmia di proseguire, andare avanti sempre ad oltranza, però quando si arriva e dove e com'è, ma sempre così sti bardelli so. Ma perché ci seguite? Ah ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, dai, che facciamo già fatica da anni nel portarvi in questi posti e fateci arrivare a 1000 followers. Ditelo anche ai vostri amici, condividete i nostri video, che a noi dà solo grande soddisfazione. Grazie fratelli. Teo, finalmente hai trovato l'acqua per bere. Senza neanche a dirlo 2 secondi fa, quella dovrebbe essere Calnegia. Ed eccoci arrivati in quello che è lo spettacolare piccolino paesino di Calnegia. Sempre tenuto tutto bene bene, fai passeggiate di ore nel bosco, chilometri di niente e poi sempre queste cose molto molto eleganti. Vieni di qua Teo. Oh, mi viene da ridere perché in settimana ho usato lo zenone, quello grande, ho messo i coltelli, tutto di là. E oggi decido di accendere il fuoco e abbiamo solo il coltellino svizzero. Faremo batugning e chopping a colpi di coltellino svizzero. Lo stavo cercando da un po' ed è un ramo di una betulla che è venuto giù, perché almeno gli vado a rubare la pellicina esterna. Super Lari ha già iniziato a preparare tutti i legnetti. Oggi che volevo fare bushcraft sono riuscito a trovare questo. Adesso vediamo se come esca va bene, dovrebbe essere secco abbastanza, corteccia di betulla. Amici, vi spiegherò cosa c'è all'interno della mia bustina della sopravvivenza, però sappiate che ci sono anche altre esche, il ferrocerio, Eccolo. anche è partito Lari. Meno male. Non dico niente perché ho paura Sì, non dire di niente. spaventare il fuoco. Il fuoco, esatto. Eccolo qua. Vai che il fuoco ha preso Lari. E vai. Lui gioca, noi davanti al fuoco ed è sempre uno spettacolo stare in mezzo alle montagne. Guarda te. Dai fuocherello, prendi a cannone che qua ci dobbiamo scaldare. Vedere oggi fuoco, fornelletto, pasta e fagioli di Eurospin. La prossima volta Cosa fai? facciamo polenta therapy. Quella va bene. Spento il fuoco con l'acqua del fiume, mi raccomando. Lasciamo questo bellissimo posto, lo ringraziamo di cuore, grazie alla natura. Aprite sempre le braccia e ringraziate. E torniamo giù. Andiamo a cercare il bar per la birra, perché noi prima perdiamo calorie e poi cerchiamo di recuperarle tutte in 2 secondi. Come finiamo oggi, Dario? Fai vedere il tipo di panino. Abbastanza grande. Fame ce l'abbiamo. Un po' da Man vs Food. E se siete arrivati fino a questo punto, fratelli, vi ringrazio di aver visto tutto il video. Quello che vi volevo dire all'inizio sul fatto che vorrei fare una sala dove fare dei voice over o dei fuoricampo per spiegarvi le cose è il mio magazzino che è qua, che è dentro una cella frigorifera. Vorrei farci una sorta, ho già iniziato ad addobbarlo, una sorta di piccolo studio dove vi racconterò un po' di più su quello che sono le nostre avventure. E qui sono all'interno della bar caverna, qua c'è il nostro furgone, qua ci sono tutte le attrezzature che servono per andare a sistemarlo, pronto per nuovi viaggi. Se siete arrivati fino a questo punto, grazie, lasciateci sempre un bel like, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ci vediamo al prossimo video e stateci sempre bene. Adesso tutta la squadra, Teo è sparito da qualche parte, Lari al lavoro, ci vediamo la settimana prossima o al prossimo video. Ciao fratelli!